Casi di stalking trattati, 18 di diffamazione online, 17 di minacce ed estorsioni. Sono i numeri del compartimento di Polizia Postale per il Veneto nel 2018 nell'area della città metropolitana, cui si aggiungono 68 furti di identità digitale, 53 casi di diffusione di materiale pedopornografico e 8 estorsioni sessuali. È anche in virtù di questi fenomeni legati al mondo del web ricco di insidie che nel Safer Internet Day la Polizia Postale sarà in varie scuole del Veneto, dove sono stati organizzati tavoli informativi sul tema, a partire da quanto possa essere rischiosa la condivisione di foto sui social. Il rischio è quello che quell'immagine e quel video che è stato dato alla rete, poi ce lo vogliamo riprendere, non lo possiamo fare più, e l'altro rischio, che forse è il più grave, è il fattore adescamento online, perché magari la foto che è stata condivisa non l'abbiamo condivisa con persone che hanno la nostra età. Ad essere educati però non solo i ragazzi, in primis i loro genitori. Il termine giusto, anche se è un termine facile ma difficile nel suo significato, è vigilanza. Si può vigilare costantemente e materialmente quando il ragazzo è troppo piccolo e quindi non deve navigare come vuole lui e dove vuole lui, esistono i parental control. È chiaro che a 12, 13, 14 anni, quando addirittura si diventa imputabili, non puoi vietare materialmente né di usare un cellulare né di limitare troppo l'uso di quel cellulare. Allora bisogna farsi un pochettino furbi, nel senso che bisogna conoscere il loro linguaggio, magari scaricare le stesse applicazioni che hanno i nostri figli e conoscere l'uso di quell'applicazione e il rischio che si cela dietro quell'applicazione e parlarne a casa. Bisogna parlare tanto ai nostri figli, perché la fiducia è importante, si devono fidare di noi, ma non tanto perché noi siamo i genitori e abbiamo potere di vita o di morte sui nostri figli, ma semplicemente perché siamo più grandi, anche se loro vanno più veloci, perché usano la rete meglio di noi, anche noi la dobbiamo saper usare. Il problema maggiore è quello dell'adescamento dei minori. I malintenzionati con falsi profili seducono il minore e ne diventano di fatto dei confidenti. I ragazzi questo devono saperlo. La Polizia Postale domani sarà oltre l'Istituto Volta di Mestre in altre 6 province.